Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Grazie. Ezequiel Zeballos ha rifiutato un'offerta di 20 milioni di euro per un contratto quadriennale dal CSKA Mosca. L'esterno argentino, che ha giocato nel Boca Juniors, vuole giocare solo per il Napoli, che ha già preparato un'offerta ufficiale di 10 milioni di dollari per il club argentino. Come rivelato da Fabrizio Romano, il giocatore ha chiuso le porte ai club russi e persino alle proposte di un club tedesco emerse a luglio. C'è solo un motivo: il Napoli è il suo obiettivo dichiarato. Zeballos ha già un accordo contrattuale con gli azzurri da mesi, siglato e pronto per essere ufficializzato non appena saranno concluse le cessioni. La determinazione del giocatore a rifiutare offerte economiche più elevate dimostra la solidità dell'accordo firmato con il club partenopeo. Le trattative con il Boca Juniors sono in corso attraverso i canali ufficiali. Il Napoli ha presentato un'offerta di 10 milioni di dollari al club argentino, cifra che attende la valutazione del presidente Juan Román Riquelme. Allegri, subito dopo la presentazione, ha individuato in Zeballos una priorità per completare il reparto esterni. La pressione emotiva gioca un ruolo decisivo nella volontà di Zeballos di unirsi agli azzurri in Serie A. Il giocatore vive il sogno di indossare la maglia del club associato a Diego Armando Maradona e di giocare nello stadio che porta il suo nome. Questa motivazione interiore spiega il suo categorico rifiuto di altre offerte, a prescindere dal valore del trasferimento. Il Napoli ora attende l'esito delle trattative con il Boca Juniors. Le prossime settimane saranno cruciali per definire i tempi dell'operazione. Non appena Riquelme darà il suo benestare e le cessioni saranno concluse, Zeballos potrà trasferirsi al Napoli ed entrare a far parte del progetto di Allegri per la stagione 2026-2027. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti un like al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!